L'ultimo bilancio parla di 72 vittime, ma purtroppo la cifra potrebbe non essere definitiva. Nel giorno in cui il ministro degli interni, Piantedosi, riferisce alla Camera sui fatti della strage dei migranti sulle coste calabresi, la città di Padova si mette a disposizione per accogliere le salme di alcune delle 40 persone non ancora identificate dopo il naufragio di Cutro. Le associazioni islamiche calabresi, attraverso la prefettura di Crotone, hanno chiesto la disponibilità ad alcuni comuni che hanno aree dedicate alla sepoltura dei musulmani nei cimiteri. C'è una disponibilità da parte del nostro comune, avendo noi un'area riservata presso il cimitero maggiore, e abbiamo quindi comunicato la nostra disponibilità alla prefettura di Crotone, che ha in carico la gestione di queste salme, e ci diranno se c'è questa necessità. L'amministrazione padovana si è detta disponibile per una decina di sepolture nel cimitero maggiore. Sono momenti di tragedia in cui credo che ognuno debba fare la propria parte. Questa è veramente piccola rispetto anche a questa ennesima tragedia, e se c'è bisogno ci siamo. Il via libera per il trasferimento delle salme a Padova dovrà arrivare dalla prefettura di Crotone. Nel frattempo, secondo le informazioni fornite dal Viminale, i 3 scafisti che guidavano la nave che si è spezzata in 2 davanti alle coste calabresi sono stati arrestati.